Banche Venete continua l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle sulla conversione legge del decreto. Il voto potrebbe slittare ancora mentre già si ipotizza il Senato come ultima spiaggia per modifiche a favore dei risparmiatori. Allarme ieri sera da una turista che a Bibione ha visto una persona in difficoltà in acqua, ricerche per tutta la notte, riprese stamane con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Razziave l'offerta nel cassetto delle elemosine in chiesa nel Vicentino, quarantenne sorpreso dal parroco di Caldogno che lo fa arrestare. Esce dal carcere subito dopo tenta di rubare un furgone, 24enne maroccino pregiudicato si scaglia anche contro i carabinieri di Verona che lo volevano arrestare e viene bloccato subito dopo. Caso spiaggia fascista, stamane a Sottomarina il presidio di protesta di Sinistra Italiana davanti a Punta Canna, non si scherza, dicono con la parola sterminio. Nel pomeriggio l'abbattimento della prima delle 2 torri con fiaccole a Porto Marghera, molti lavoratori della Vinyls che hanno protestato da lassù non ci saranno. Nominato un nuovo sacerdote alla guida della parrocchia padovana di San Lazzaro, finita nell'occhio del ciclone per gli scandali di Donna Contin. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. Questa è la prima edizione dei nostri notiziari che si apre tornando a parlare della questione del decreto Banche Venete, ancora una giornata di forti discussioni alla Camera, mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la legge per la istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Continua l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle in Parlamento sulla conversione in legge del decreto. Altra giornata di staffetta dunque tra i banchi di Montecitorio, un voto che potrebbe essere destinato a slittare ancora, mentre già si ipotizza il Senato come ultima spiaggia per ottenere modifiche al testo a favore dei piccoli risparmiatori e di un loro possibile rimborso privilegiato. Altra giornata senza fine per il decreto Banche Venete e la sua conversione in legge in discussione da lunedì e che probabilmente vedrà il voto finale domani. Voto sul testo e non sul provvedimento per il quale il governo ha posto la fiducia. Questo dà il senso della forzatura voluta dal Ministero delle Finanze che vuole chiudere definitivamente la partita delle Banche Venete e di Monte dei Paschi. E i 318 sì contro i 178 no danno il senso della forza che regge alla Camera l'esecutivo, che però non è la stessa in Senato, soprattutto dopo i distinguo dei fuoriusciti dal PD. In realtà, e questo è il punto, tutti sono consapevoli che la scelta di intesa della cessione ad €1 delle Banche Venete è di fatto irreversibile. Infatti la vera battaglia è sul testo del provvedimento e sulle modifiche legate al rimborso dei risparmiatori, prima paventate ed ora stoppate dal sottosegretario Baretta, convinto che ogni apertura metterebbe in pericolo l'approvazione complessiva. Così alla pressione dei piccoli azionisti di ieri la politica ha risposto con la promessa di un provvedimento ad hoc nella prossima legge di stabilità. Intanto però sia SGA, la società di recupero crediti dello Stato, che soprattutto le casse previdenziali che hanno investito in Popolare Vicenza e Veneto Banca non avranno la prima strumenti veloci per monetizzare gli NPL e le seconde la garanzia di esclusione dal bail-in legato dalle liquidazioni delle banche venete. Insomma, una bonaccia politica quella di oggi a Montecitorio, in previsione della tempesta a Palazzo Madama, sempre che nel frattempo dal governo non arrivino altri segnali di comprensione verso i risparmiatori delle banche venete. La cronaca ora con le ricerche riprese stamattina da parte dei Vigili del Fuoco con l'elicottero di una persona vista in difficoltà ieri sera attorno alle 21 da una turista a Bibione. Era in mare e chiedeva aiuto, così una turista ha chiamato immediatamente i soccorsi. È accaduto a Bibione intorno alle 21. La donna si trovava in riva al mare nel villaggio Lido del Sole, stava passeggiando quando ad un tratto si è accorta che una persona in acqua si trovava in estrema difficoltà e chiedeva aiuto. La turista si è precipitata a chiamare i soccorsi, ma quando è tornata la persona che si trovava in mare non si vedeva più. Immediatamente sono scattate le ricerche. Sul posto, in pochi minuti, si sono precipitati i vigili del fuoco di Portogruaro, intervenuti anche con il supporto dei sommozzatori e un'imbarcazione di marittima e la capitaneria di porto. La zona è stata scandagliata tutta la sera per diverse ore, ma l'esito delle ricerche è stato negativo. Questa mattina le ricerche sono riprese anche con l'ausilio dell'elicottero Drago 71. Nel Trevigiano invece a Casiera una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio questa notte.
La caldaia difettosa, le esalazioni di monossido di carbonio e un'intera famiglia che ha rischiato di morire. Una notte di paura a Dosson di Casier, dove due genitori di 33 anni e la loro figlia di 11 anni sono rimasti intossicati. Fortunatamente le stesse vittime delle esalazioni, avvertito il forte malessere con nausea e difficoltà respiratorie, sono riuscite ad accorgersi di quanto stava accadendo e hanno chiamato i soccorsi poco prima dell'1. I sanitari del SUE 118 giunti sul posto hanno rilevato l'intossicazione e disposto il trasporto della famiglia al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello e dopo le analisi del sangue il trattamento presso la camera iperbarica di Mestre. Nessuno dei tre è in pericolo di vita. I tecnici hanno poi accertato che il drammatico incidente era stato causato proprio dal malfunzionamento della caldaia. Stava forzando la cassetta per le offerte in chiesa a Caldogno nel Vicentino quando è stato sorpreso dallo stesso sacerdote che lo ha fatto arrestare. Stava forzando la cassetta delle offerte con un cacciavite quando è stato sorpreso dal sacerdote. È accaduto nel pomeriggio nella chiesa San Bartolomeo a Caldogno. L'uomo, 44 anni vicentino, in attesa di occupazione ed incensurato, probabilmente non era il suo primo colpo. Quando è stato fermato dai carabinieri, i militari gli hanno trovato addosso 300 euro in monete, provento di furto perpetrato in altri luoghi. L'uomo, grazie al parroco che lo ha visto trafficare vicino alla cassetta, è stato arrestato in flagranza per il reato di tentato furto aggravato. È stata la chiamata al 112 che ha permesso l'intervento immediato di una pattuglia che si trovava proprio nelle vicinanze. Al malvivente, bloccato dai militari, sono stati trovati 300 euro e diversi arnesi da scasso nascosti nella macchina del 44enne che si trovava regolarmente parcheggiata vicino alla chiesa. L'uomo è stato portato nella camera di sicurezza della tenenza di Due Ville in attesa di giudizio direttissimo, mentre i carabinieri ora stanno indagando per ricostruire i suoi spostamenti e capire da dove provenga la rifurtiva recuperata. Incensurato, abbiamo sentito questa persona che ha tentato di rubare, che ha rubato le offerte in chiesa, invece un esperto di furti, il 24enne marocchino senza fissa dimora e con precedente proprio per furto, che scarcerato solo il giorno prima dalla casa circondariale di Cremona, dove si trovava appunto per i reati contro il patrimonio e inerente agli stupefacenti, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di San Bonifacio nel Veronese, che lo hanno sorpreso in serata mentre tentava di rubare un furgone. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e resistenza pubblico ufficiale perché si è scagliato appunto contro i carabinieri ed è tornato subito in carcere da dove era appena uscito. Adesso invece a Sottomarina torniamo nel veneziano e torniamo a parlare del caso della cosiddetta spiaggia fascista, perché Gianni Scarpa, il gestore della spiaggia di Playa Punta Canna di Sottomarina, è ufficialmente indagato dalla Procura di Venezia con l'ipotesi di reato di apologia del fascismo, e intanto è andato questa mattina davanti alla spiaggia, davanti a Playa Punta Canna, c'è stato il sit-in, il presidio di protesta organizzato da Sinistra Italiana, il grido di spiaggia libera dal fascismo, e allora vediamo un breve filmato che ci documenta la protesta di questa mattina. Siamo qui questa mattina perché nel 2017 è ancora necessario riaffermare la necessità che viviamo in una repubblica antifascista per la Costituzione, per l'ordinamento italiano. Non è ammissibile che oggi, a distanza di 70 anni dalle battaglie della resistenza contro i nazifascisti in Italia, ci sia oggi chi rivendica quella cultura dell'odio e della sopraffazione. E lasciatemi dire una cosa che mi è dispiaciuta molto vedere in questi giorni: è stato il tentativo di far passare questa odiosa messa in scena come una goliardata. Deve sapere il signor Scarpa e chi frequenta questo posto che non si scherza con la parola sterminio, non si scherza con la parola camera a gas. Questi sono concetti che non devono più essere presenti nel nostro paese e nel mondo intero. Dibattito che resta aperto dunque su questa vicenda, come resta apertissimo da anni ormai la questione del referendum sull'autonomia, sulla separazione tra Venezia e Mestre. Come sappiamo al voto si andrà probabilmente il 22 ottobre, ma la strada per la consultazione sulla separazione di Mestre da Venezia è ancora in salita per l'opposizione del sindaco Luigi Brugnaro e per le cause pendenti. Ne abbiamo parlato ieri sera a 20:10, sentiamo un estratto.
fare finta di non capire. Allora non stiamo applicando la legge del Rio. Allora stiamo applicando la legge Rio, è sbagliato votare sotto la città metropolitana. Sarebbe venuto a nostro vantaggio, ma non è sbagliato. No. Ho capito. Vabbè, qua stiamo entrando. Ma non concordo. No, stiamo entrando dire qual è la mia opinione? No, stai dicendo una cosa che non è vera. Io sto dicendo che applicando la legge regionale dice che si deve decidere quali sono i comuni interessati. Quelle popolazioni interessate. Sai com'è nata quella norma è nata quando c'erano dei comuni che volevano scindersi facendo votare sulla parte scindenda. Infatti quindi semmai la popolazione poteva essere più ristretta, non più ampia. Questa era la razza della norma. Non è mai scritto. I lavori preparatori è quello che hanno detto coloro che hanno scritto la legge. Un esempio di quello che succederebbe, descrive Brugnaro, si arriverebbe alla chiusura del casino, alla crisi delle società partecipate, al raddoppio delle funzioni amministrative, senza contare il blocco delle attività per i prossimi anni, visto che si sarà più impegnati a gestire ricorsi e controricorsi piuttosto che a pensare all'interesse della città e dei suoi cittadini. Non è assolutamente vero, perché adesso abbiamo tripli costi. Abbiamo un comune che fa le stesse cose della città metropolitana, perché la città metropolitana è organizzata male, e ci sono le municipalità, tripli costi. Con 2 comuni invece divideremo tutto e ridurremo le strutture, che già sono divise per quanto riguarda gli uffici. Abbiamo già le anagrafi, che anzi questo comune sta chiudendo. Questo è il dibattito che resta aperto, e ne parleremo anche oggi, nei prossimi giorni, sulla questione della separazione Venezia-Mestre, il referendum separazione Venezia-Mestre. Restiamo però a Venezia perché si pensa ormai all'immediato, fra pochi giorni, la festa del Redentore, un Redentore che, come annunciano la Prefettura e la Questura, sarà blindatissimo. Prove di città a numero chiuso per la festa del Redentore, dove le zone intorno al bacino di San Marco e al canale della Giudecca saranno suddivise da transenne. Per ciascuna area sarà previsto un numero massimo di occupanti pari a 3 per metro quadrato. All'area marciana potranno dunque accedere non più di 16.000 persone, mentre il numero totale di partecipanti alla festa non potrà superare i 60.000. Per ogni zona, oltre a una capillare sorveglianza di polizia anche in funzione antiterrorismo, saranno predisposte specifiche vie di fuga da lasciare libere in caso di fenomeni di panico collettivo, come quello accaduto a Torino durante la finale di Champions League. In tutta la città storica sarà vietato dopo le 20 il consumo di bevande in contenitori di vetro. Un'idroambulanza stazionerà per tutta la sera nella sede della Capitaneria di Porto, e 3 pontili di ACTV a San Marco, Zitelle e Lido saranno lasciati liberi per l'allestimento in emergenza di altrettante postazioni di primo soccorso. Dalla polizia l'invito ai cittadini a collaborare con le forze dell'ordine per evitare il degenerare della festa. Noi chiediamo di evitare di esporsi a rischi inutili, a pericoli che potrebbero essere tranquillamente evitati, appunto stando lontani dall'acqua e evitando, parlando del Redentore, una notte in cui magari la compagnia, magari il consumo di sostanze alcoliche, di bevande e quant'altro, possa far alterare la percezione sul livello del rischio che si corre. Il 15 l'evento del Redentore, oggi invece in terraferma, più precisamente a Marghera, Porto Marghera, un altro evento di tutt'altra portata evidentemente, cioè l'abbattimento della prima delle 2 torri dell'ex stabilimento storico di Vinis, quindi un evento da carico di simboli, carico di storia. Allora ce ne parla in diretta telefonica da Marghera la nostra Anna Maria Paisi, che seguirà l'evento. Anna Maria. Sì, buongiorno. Oggi pomeriggio dalle 18:30 all'abbattimento di una delle 2 torri della Vinis, lo storico stabilimento della chimica di Porto Marghera, dove si producevano, lo ricordiamo, materiale plastico, tra le più diffuse al mondo, il PVC. Cariche esplosive comunque oggi e domani, venerdì, per abbattere entrambe le torri, le 2 torri simbolo di Marghera, 168 metri l'una e poco più di 150 l'altra, che sovrastano l'intera zona industriale di oltre 3.600 ettari. Le torri verranno abbattute con una carica di esplosivo, prima del quale a segnalare l'evento ci saranno 3 lunghi squilli di sirene e poi 11 rapidissimi secondi, quindi l'esplosione, il boato con l'abbattimento avvenuto. L'aeroporto di Canoghera per questioni di sicurezza resterà fermo per diverse ore, interrotti infatti i transiti sopra quell'area e così la viabilità sia via terra che via acqua. Demolire le 2 torri perché? Perché è un'urgenza, considerato che la fabbrica è chiusa da prima del 2013, anno in cui, lo ricordiamo, è stato dichiarato il fallimento, e da tempo è in corso lo smantellamento degli impianti. C'è da aggiungere inoltre che, essendo
chiusa la fabbrica, gli altri manufatti si sono deteriorati e arrugginiti per la salsedine della laguna. Non c'è un rischio immediato che crollino, ma il pericolo ci sarebbe tra 2 o 3 anni. Questo è il tempo stabilito da un tecnico che ha effettuato i sopralluoghi. Per concludere, con l'abbattimento delle torri si chiude definitivamente un pezzetto di storia del mondo produttivo di Porto Marghera, di Venezia, quindi della terraferma, e di un mondo produttivo in crisi ormai dal 2009, e così anche delle ultime lotte operaie. Abbattimento che naturalmente noi seguiremo in diretta nel corso dei nostri telegiornali della sera. È tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Anna Maria Parisi. Appuntamento dunque questa sera per seguire l'evento dell'abbattimento delle torri a partire dalle 18:30. Restiamo a Venezia con la riapertura dopo 2 giorni del ponte dei Bareteri. I tecnici dicono non c'è pericolo. Il ponte dei Bareteri è stato riaperto nella tarda serata di mercoledì sia al traffico pedonale che acqueo dopo l'intervento e ristuccatura della crepa da parte dei tecnici di Insula. Il manufatto sarà oggetto di un monitoraggio per verificare con cadenza settimanale l'evolversi delle sue condizioni, per valutare la necessità di un intervento straordinario di manutenzione, ma per gli esperti non esiste alcun pericolo di crollo. Quelle crepe sono presenti da anni, confermano i gondolieri che quotidianamente passano sotto il ponte tra Rialto e San Marco, al centro di uno dei tipici itinerari turistici dei Pope. Di tanto in tanto si allargano, perdono intonaco e vengono nuovamente riempite, spiegano. All'origine del problema gli smottamenti delle 2 sponde che si trovavano originariamente su 2 diverse isole. Immancabile la polemica che come sempre contraddistingue ogni evento piccolo e grande della vita di Venezia. Alcuni commercianti delle mercerie hanno fatto veementemente presenti ai vigili che presidiavano il ponte le loro rimostranze per il mancato afflusso di turisti determinato dalla temporanea chiusura. E ora nel Padovano, dove ci sarebbero precisamente a Montagnana adolescenti con valori alti di FAS nel sangue. Allora i genitori, in attesa di una visita specialistica, hanno contattato anche i carabinieri. Ci dice tutto in diretta telefonica per noi da Montagnana Federico Fusetti. Buongiorno da Montagnana, esami del sangue con valori ben oltre la media. La preoccupazione per la presenza di PFAS, gli inquinanti che si trovano nelle acque sotterranee, superficiali e anche in quelle potabili, dopo il Vicentino si allarga ora anche alla provincia di Padova. Una quindicina di genitori della zona di Montagnana, infatti, avrebbero consegnato ai carabinieri del NOE di Treviso, il nucleo operativo ecologico, le analisi dei figli 14enni per chiedere chiarezza. In effetti la Regione nei mesi scorsi aveva redatto un piano per monitorare questi inquinanti e aveva consigliato ai residenti di alcuni comuni di far effettuare le analisi del sangue ai figli, iniziando da quelli della fascia di età dei 14 anni. E così sembra che un ragazzino abbia valori superiori di 35 volte il limite, e quindi che verrà visitato a breve dalle strutture sanitarie regionali. Potrebbe però non essere nulla di grave, ma è normale la preoccupazione dei genitori. Dall'URSS 6 infatti arriva l'invito a evitare gli allarmismi, perché anche valori elevati non necessariamente portano rischi immediati per la salute, o comunque non più di quello che fa uno stile di vita scorretto di chi assume alcol o fa magari poco movimento. I casi dunque verranno valutati dagli specialisti uno per uno. Per il momento è tutto nello studio. Grazie a Federico Fusetti. Andiamo a Verona adesso, dove finirà l'attenzione della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Verona, il caso dei cori nazisti inneggianti Adolf Hitler e Rudolf Hess, di cui abbiamo raccontato anche ieri durante la festa della curva sud dei tifosi del Verona allo stadio Bentegodi. Intanto la Digos ha acquisito il video e inviato un'informativa alla Procura della Repubblica. La richiesta al Consiglio è stata avanzata da Michele Bertucco, consigliere a Verona e candidato sindaco per la sinistra alle recenti elezioni. Sono comportamenti umilianti, ha detto Bertucco, sia per la città, la cui storia anche recente è macchiata da efferatissimi delitti che hanno avuto come cornice l'ideologia della destra razzista e xenofoba, sia per la stessa società sportiva dell'Hellas Verona, impegnata in un percorso di affrancamento dall'immagine negativa. Inneggiare a 2 dei peggiori macellai della storia del Novecento è sconvolgente, ha aggiunto Bertucco, il quale ha poi sottolineato che da parte del Consiglio Comunale il meno che ci si possa attendere è che prenda le distanze da questi comportamenti e che li condanni fermamente, tanto più che uno dei protagonisti dell'episodio, Luca Castellini, dice Bertucco, è un ex candidato sindaco e la sua formazione Forza Nuova si è più volte proposta alla guida della città. E adesso una brevissima pausa pubblicitaria.
Rieccoci in studio, TG prima edizione dei nostri telegiornali con Antenna 3, torniamo a Padova dove il neosindaco Sergio Giordani dopo la visita all'Arcella ha incontrato il vescovo e stasera ci sarà il primo consiglio comunale dell'era Giordani. Una giornata cruciale per il nuovo sindaco Sergio Giordani. Stasera infatti si terrà il primo consiglio comunale. Tutto è pronto nel cortile di Palazzo Moroni, la location scelta per l'insediamento aperto a tutta la cittadinanza. L'ultimo consiglio comunale di Padova risale al 7 novembre 2016, pochi giorni prima la caduta dell'ex sindaco Bitonci, che stasera invece siederà sui banchi dell'opposizione. Potrebbe essere una seduta ad alta tensione, visto che proprio Bitonci potrebbe essere accompagnato da una nutrita schiera di supporter. A presiedere la seduta sarà il consigliere anziano che ha ricevuto più voti, ovvero Matteo Cavatton della lista Bitonci Sindaco. Il primo atto del nuovo consiglio comunale sarà la nomina del presidente. Quasi sicuramente la scelta potrebbe ricadere sull'avvocato Giovanni Tagliavini della lista Lorenzoni Sindaco, ma l'opposizione è pronta a dare battaglia. Giordani intanto nelle scorse ore ha continuato con gli incontri in città. Il sindaco è stato ricevuto dal vescovo di Padova Monsignor Claudio Cipolla. Con il sindaco, commenta Cipolla, al termine dell'incontro abbiamo ragionato sui temi che stanno a cuore alla Chiesa e alla città di Padova. Ho manifestato il mio interesse e anche la mia preoccupazione per la questione educativa e formativa, soprattutto delle nuove generazioni. I giovani sono il futuro, hanno grandi potenzialità ma manifestano anche grandi disagi, ha detto il vescovo Claudio. Intanto nella parrocchia di San Lazzaro, la parrocchia che finì, lo ricorderete, nell'occhio del ciclone per gli scandali sessuali di Don Andrea Contin, arriva il nuovo parroco, lo ha nominato il vescovo. Un anno fa la parrocchia di San Lazzaro, ai confini della zona industriale di Padova, fu travolta dallo scandalo a sfondo sessuale che vide coinvolto anche Don Andrea Contin, ora indagato. La comunità venne affidata temporaneamente nel gennaio scorso a Don Giovanni Brusegan, che oggi lascia il testimone al nuovo parroco nominato dal vescovo Claudio Cipolla. Si tratta di Don Renzo Zecchin, 72 anni, che ha trascorso gli ultimi 10 anni a Montagnana e che ultimamente ha collaborato anche con le comunità di Monselice. Una parrocchia, quella di San Lazzaro, profondamente scossa dallo scandalo, ma che Don Brusegan, non nuovo a questi compiti di traghettatore, ha certamente aiutato a riprendersi. Il nuovo parroco, Don Zecchin, originario di Pernumia nella Bassa Padovana, ha già dichiarato che seguirà la strada di Don Brusegan, gestendo cioè con una linea di continuità la comunità padovana. A Treviso dove prende il via una campagna contro lo spreco alimentare che si chiama Tenga il resto. Nel mondo una persona su 8 soffre la fame, 2 miliardi di persone sono malnutrite mentre un terzo del cibo prodotto, pari a 1,3 miliardi di tonnellate, viene sprecato. Un tempo per lusso si intendevano le portate al ristorante con i piatti stracolmi, oggi il vero lusso è non solo mangiare bene ma non sprecare nulla. Per evitare gli sprechi di cibo è partita la campagna Tenga il resto, che coinvolge Contarina, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio e il Consorzio per il riciclo degli imballaggi in alluminio. Saranno migliaia le vaschette di alluminio assieme ai materiali di comunicazione che verranno distribuiti attraverso un kit di partenza presso le attività che hanno aderito all'iniziativa. D'ora in poi nei 44 esercizi aderenti sarà possibile richiedere gratuitamente una vaschetta di alluminio per portare a casa i pasti non completamente consumati. C'è chi butta via cibo e c'è chi ha molto bisogno di cibo. Credo che bisogna un attimo intervenire proprio con comportamenti molto virtuosi da parte di chi ha benessere e quindi è uno spreco anche di valore economico. Tenga il resto approda a Treviso, il primo capoluogo che in Veneto ha aderito alla campagna attivandola in tutti i 50 comuni della provincia associati al Consiglio di Bacino Priula e ai servizi da Contarina. Una buona pratica che ribadisce l'impegno sul fronte della qualità, del rispetto dell'ambiente e della risposta ai bisogni e alle sensibilità dei consumatori. Un atteggiamento socialmente condivisibile, anzi apprezzabile, anche all'interno dei ristoranti, un salto di qualità. Le vaschette sono state scelte in alluminio perché è un materiale riciclabile all'infinito, ma non solo. Ricordiamo che l'alluminio tra tutti i materiali è quello che permette di conservare più a lungo i cibi. Il cartone animato degli alcuni servirà invece per educare i più piccoli a non sprecare. I cuccioli riempiono le vaschette con il cibo avanzato. Senza nome ha avuto proprio un'ottima idea. Dovremmo proporla a tutti i ristoranti.
Siamo alla fine, prima di salutarci per il meteo però vi ricordo l'appuntamento con la programmazione. Fra pochissimo, ore 13, si parla di pensioni, APE sociale con gli esponenti della CGIL e con Paolino Barbiero, Lorenzo Zanatta e Luisa Dalbrollo. Questa sera 20:10 un'intervista esclusiva all'ex premier Matteo Renzi e poi in studio ospiti l'onorevole Federico D'Inca e il consigliere regionale leghista Alberto Villanova. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Tanto sole e bel tempo ovunque grazie ancora all'anticiclone Caronte e salvo i consueti disturbi sui monti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo sempre in prevalenza stabile e con ampio soleggiamento ovunque. Saranno presenti un po' più di nubi sui rilievi del Bellunese e del nord vicentino, magari anche con qualche scroscio di pioggia o con qualche isolato temporale. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra i 28 e i 34 gradi, minime tra i 19 e i 23 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Altra giornata di sole e di bel tempo ovunque, salvo poche nubi sparse e qualche addensamento sulle Alpi di nord-ovest. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime risultano essere stazionarie tra i 30 e i 33 gradi, minime in lieve aumento tra 20 e 22 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo una giornata che sarà ampiamente soleggiata un po' ovunque, salvo qualche addensamento con isolati rovesci sulle Alpi di confine e sui rilievi nord-orientali del Trentino. Temperature massime sui 31-32 gradi, minime sui 19 gradi circa. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, i venti moderati e orientali. Questo aggiornamento è giunto al termine, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.